Il teatro è un luogo di incontro, il teatro è un luogo di cultura ma anche di divertimento e di leggerezza. È questo che è emerso nel corso di questo incontro al Giovanni da Udine per la riapertura della stagione 23-24. Siamo insieme al Presidente Vidali, neopresidente, complimenti e buon lavoro innanzitutto, e quindi il teatro come luogo di incontro ma anche luogo di cultura e nello stesso tempo di divertimento, di leggerezza tra virgolette. Senza confondere la leggerezza con la superficialità, perché questo è un errore che si commette e quindi in un qualche modo si ritiene che dire che uno spettacolo per esempio è leggero è superficiale. No, uno spettacolo può essere leggero ma molto profondo, e la leggerezza questo è appunto una componente importante nelle scelte che sono state fatte e che, devo dire, sono in continuità anche nell'innovazione con le gestioni precedenti, con i direttori artistici precedenti, e perché vogliono in un qualche modo sempre ricordare che la fruizione del teatro deve essere arricchente dal punto di vista dei contenuti, ma deve anche essere intrattenimento nel momento in cui si realizza, cioè togliere quella ambiguità che spesso è stata tenuta, che è una cosa per essere importante deve essere pesante. Non è così. Al teatro bisogna portare anche le famiglie, bisogna portare anche i bambini ed educarli a diventare i fruitori di domani. Io questo l'ho detto anche oggi, che come sempre l'importanza della famiglia sta anche nell'educare i propri figli anche alla fruizione del teatro, e come per quello che riguarda la letteratura l'educazione dei figli si fa regalandogli dei libri, è il caso forse che l'educazione al teatro venga fatta dalle famiglie regalandogli un biglietto o un abbonamento al posto magari di un altro regalo che si fa a Natale o per il compleanno e che magari è ripetitivo rispetto agli anni precedenti, cioè l'ennesimo paio di scarpe o l'ennesimo nuovo modello di smartphone. Si può regalare un abbonamento a teatro e è qualcosa che ha a che fare in un qualche modo con un arricchimento per quello che riguarda i propri figli. Una direzione artistica sia nell'ambito musicale che nell'ambito della prosa molto prestigiosa. Devo dire che l'attuale compagine del teatro è sicuramente di livello. Io, proprio per una questione di correttezza ma anche di convinzione, dico che questa è da molti anni una caratteristica del Giovanni da Udine, cioè avere una qualità nella direzione artistica che rispetta quelle che poi sono le origini di questo teatro, che fin dalla sua nascita ha avuto dei contenuti di spettacolo e culturali importanti perché era diretto da persone di qualità. Questo è sempre stato, in maniera ovviamente diversa a seconda delle sensibilità dei vari direttori artistici, però è una regola che il teatro si è sempre... Ho colto un'attenzione alla femminilità che come maschietto mi è piaciuta molto. Questa è una sensibilità ovviamente che è stata accentuata perché per la prima volta il teatro ha una direzione artistica femminile, perché precedentemente non l'aveva avuto, però anche su questo c'è una componente che per fortuna il teatro ha sempre avuto femminile, perché nei suoi anche ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione del teatro le donne hanno sempre avuto rilevanza. Questo perché la sensibilità femminile, soprattutto in ambito culturale, è un dono prezioso che va difeso. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi.